Forza Italia ha deciso, sostiene la candidatura di Nicola Lodi. Che tipo di candidatura è? Beh, io ho fatto una lista civica che verrà presentata in una conferenza stampa a breve, brevissimo, e Forza Italia la sostiene. E le priorità di questa lista civica allora quali saranno? Senz'altro la sicurezza, perché ce n'è estremo bisogno, il sociale, che è una cosa a cui io tengo molto, perché ci sono delle persone in questa città che stanno veramente male e vanno aiutate. Il turismo, perché Padova è una città meravigliosa, è una città che potrebbe diventare, con le sue bellezze, una città internazionale, finora secondo me trascurata un po' e forse un po' sottovalutata. Ci sono solo 2 mesi, non è un pericolo questo, oltre al fatto insomma, che c'è magari qualche diffidenza sul fatto che lei non venga dal mondo della politica. Ma infatti io vengo dal mondo del lavoro, non vengo dal mondo della politica, ed è per questo che sono convinto di cambiare qualcosa. Sugli altri candidati li conosce, quali pensa possano essere i più, tra virgolette, pericolosi? Beh, senz'altro Ivo Rossi, che è un vecchio leone della politica. Gli altri? Maurizio Saia, per esempio. Ma Maurizio Sai è un amico e poi la strada è lunga ancora da fare. Che campagna elettorale sarà? Come si muoverà? Ma mi muoverò in mezzo alla gente. Io voglio stare in mezzo alla gente perché ho sempre vissuto in mezzo alla gente e con la gente.